Pederobba e Monfumo, a Onigo in particolare alberi sradicati e finiti in strada, danni alle coperture e anche in cimitero scoperchiata la casetta degli alpini. Non solo vento, ma anche una bomba d'acqua tra Ponte di Piave e Salgareda, la situazione più critica con strade come fiumi e garage sott'acqua. A Ponte allagato anche il municipio, l'allerta gialla resta fino a domani. A Treviso invece un fulmine colpisce un grosso cedro nel giardino di un'abitazione, l'albero è letteralmente esploso, danneggiato anche l'impianto elettrico della casa. Entro il 2030 una flotta di bus elettrici attraverserà Treviso e Villorba percorrendo corsie preferenziali. È il maxi progetto da 147 milioni di euro con cui i due comuni vogliono rendere il trasporto pubblico preferibile all'auto. Femminicidio di Giulia Cecchettin, dopo l'accusa anche la difesa presenta appello contro la sentenza dell'ergastolo in primo grado per i legali di Turetta, non ci fu premeditazione. Sentenza della Corte Costituzionale riconosce come genitori entrambe le mamme dei bambini nati con procreazione medicalmente assistita. Il caso aveva visto protagonista anche Padova, la soddisfazione delle mamme Arcobaleno. 100.000 euro saranno messi a disposizione dal comune di Mogliano ai commercianti del centro danneggiati dal cantiere per la nuova piazza. Intanto sul fronte sicurezza intensificati i controlli serali della polizia locale. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che si apre con l'ondata di maltempo che ha colpito e continua a colpire anche in queste ore la marca trevigiana. Paura e danni per la tromba d'aria che si è abbattuta su Pederobba nella frazione di Onigo nel pomeriggio, scoperchiata la casetta degli alpini, danni ingenti anche al cimitero dove sono volate le lapidi, alberi sradicati, sembrava una bomba. Il commento del sindaco. Ha lasciato dietro a sé una scia di devastazione la tromba d'aria che si è abbattuta nel pomeriggio a Onigo di Pederobba, un vento fortissimo che, come vedete dalle immagini, ha letteralmente scoperchiato la casetta degli alpini. Non solo, la mappa dei danni è in continuo aggiornamento. Quello che è certo è che in pochi secondi il paesaggio è cambiato radicalmente. Verso le 16:30, nel giro di qualche secondo, come fosse scoppiata una bomba in un determinato luogo della frazione di Onigo, scoperchiando abitazioni, distruggendo alberi, radendo al suolo anche quasi il cimitero. Sono dei danni strutturali sia alle tombe di famiglia che anche nei loculi, dove purtroppo le coperture sono volate via. Via Papa Luciani è ancora l'area davanti alle scuole, mobilitato il paese intero accanto a pompieri e volontari di protezione civile. Adesso noi abbiamo coinvolto la protezione civile, abbiamo in loco i vigili del fuoco che stanno intervenendo e numerosissimi cittadini che stanno cercando di pulire strade, piazze, vie e quant'altro. Per il momento non piove, però noi non siamo stati colpiti dalla pioggia ma bensì dall'aria, che ha fatto numerosi danni alle cose, per fortuna, e non alle persone. Ancora presto per fare una conta dei danni, con un'allerta gialla che resta in vigore anche nelle prossime ore e che riguarda la stessa fascia pedemontana. Mentre tra Ponte di Piave, Salgareda e San Biagio di Callalta questa mattina si è abbattuta una bomba d'acqua che ha causato l'allagamento di scantinati e sottopassi. A Ponte di Piave ha allagato anche il municipio. L'acqua non scorre, vuol dire che le pompe a monte non stanno asportando l'acqua perché è talmente tanta che loro non ce la fanno. Adesso, finché quest'acqua non defluisce, noi siamo praticamente in un catino d'acqua. Non è la prima volta che via Alcide De Gasperi finisce sott'acqua, ma stavolta è andata peggio del solito, con diversi garage e scantinati allagati. Tante le istantanee dell'emergenza che arrivano da Ponte di Piave nel quadrante che va dalla piazza del municipio al sottopasso di Viale Europa. Recentemente sì, ma si aveva salvato un po' i garage, poca acqua, ma oggi è il disastro. È già un paio d'ore che i vigili sono qua, che stanno tirando fuori l'acqua e l'acqua è ancora assestata dentro, non si riesce a sbloccarla, insomma, perciò cosa vuole? Questa è. Bisognerebbe chiedere in comune come mai. Il cortile di questo condominio è di fatto una piscina. La conta dei danni è rimandata quando sarà possibile aprire i garage. Io ho congelatori, adesso sicuramente altre persone hanno lavatrici e
altri elettrodomestici. Quindi sicuramente il danno c'è. Decine di interventi dei vigili del fuoco e dei volontari di protezione civile, in sopralluogo il sindaco Paola Roma. Una delle criticità maggiori in municipio, a ridosso del sottopasso ferroviario, spostata parte degli archivi, l'acqua si è insinuata anche in comune. Questa mattina ci siamo trovati con una situazione pazzesca, diciamo, nell'entrata. Possiamo andare a vedere anche dalle auto dove normalmente parcheggiamo e ci siamo trovati con la preoccupazione dei bambini che arrivavano sostanzialmente per andare a scuola e siamo riusciti a fermarli prima, a bloccare il sottopasso con la polizia locale. Una bomba d'acqua, quindi un evento straordinario, di certo localizzato, lo definisce la prima cittadina, che avrebbe mandato parte del sistema in tilt a Ponte di Piave, così come a Salgareda e San Biagio di Callalta. Per i pompieri un lavoro incessante. Le chiamate ovviamente nei primi minuti, quelli che sono i più concitati, sono moltissime, poi pian piano col defluire della pioggia, cioè col diminuire delle piogge, rimangono i prosciugamenti. Fortunatamente interventi di soccorso urgente a persone non ce ne sono stati, abbiamo tanti prosciugamenti in atto. Spostandosi a San Biagio, allagato il sottopasso per Fagarè, con l'acqua che scorre attraverso i muri. Critica la situazione in via Calvi. Abbiamo il collettore centrale davanti alle nostri portoni del garage, che arrivano le acque piovane di 5 case, di 5 bifamiliari. Però non vorrei che fosse anche tutto il discorso della tanta acqua, come si dice, tutto su una volta. Qua sono 25 garage, tutti sotto, 20 centimetri di acqua, e chi aveva roba dentro è da buttare, speriamo meno possibile, insomma. Adesso si vedrà chi pagherà, ma come al solito nessuno. A Salgareda caduti 80 mm di pioggia in meno di un'ora. 3 condomini finiti sott'acqua, allagati, fossati e scantinati. Disastro proprio. Peggio di così non so. Cantine tutte sott'acqua. Prima volta che succede. Prima volta? Prima volta. Ma che idea vi siete fatti? Come? Idea? Non lo so. Non so cosa dire. Siamo senza parole. Sono almeno 3 i condomini finiti sott'acqua a Salgareda, qui quello di Via della Repubblica vicino al centro, dove i pompieri hanno operato per quasi tutto il giorno e dove i residenti raccontano di una mattinata iniziata con una pioggia davvero record. Stamattina è successo che ha piovuto tanto e quella è la famosa bomba d'acqua. C'è stata una bomba d'acqua, si è allagata mezza piazza. Qui è risaputo che quando piove un po' di più si allaga, perché ci sono problemi purtroppo di scarichi in questo condominio. È stato l'evento eccezionale soprattutto della pioggia e gli scarichi che non funzionano. Scarichi che non funzionano? Sì, perché l'acqua non si può praticamente entrare dal campo così come sta entrando in questo momento. La pioggia, ritornata a cadere nel pomeriggio, non ha aiutato in Via della Repubblica, così come nel vicino parco pubblico e nell'area a ridosso della chiesa. Mai vista su un'ora tanta acqua così da quando abito qua. Lei ha un pluviometro a casa? Sì, mi segnava 75 mm di pioggia. Poco meno di un'ora? Sì, più o meno su un'ora. Fortunatamente, insomma, la protezione civile ci ha portato una pompa elettrica, ci ha aiutato almeno a tamponare l'entrata dell'acqua. Siamo riusciti a tamponare la situazione, diciamo. Poteva andare ben peggio. Bisogna cercare di pulire il più possibile gli scoli, ma quando arrivano questi eventi non è possibile fare tante altre cose e sistemare. Bisogna prendere l'occasione per pulirli. Chiusa al traffico via Castella tra Salgareda e Vigonovo, con i terreni gonfi d'acqua e la strada allagata, con i volontari anche il sindaco Andrea Favaretto. Ringrazio la protezione civile comunale che li ho interpellati, si sono dati tutti da fare. Fatalità non è che abbiamo anche un corpo vigili così importante, abbiamo soltanto 2, però questa mattina fatalità erano alla questura di Treviso per il Giro d'Italia, quindi mi sono dovuto anche sostituire parzialmente, chiudendo le strade fisicamente. Anche gli operai mi hanno dato una grossa mano. Il problema è proprio il flusso, è venuta talmente tanta che ha riempito i fossi di scarico delle acque piovane. Resta l'allerta gialla e sul suo significato interviene l'assessore regionale Giampaolo Botaccin. E sottolineo che il giallo non vuol dire
che accadono eventi poco gravi. Possono accadere eventi anche rilevanti, però localizzati, come è stato appunto il caso di questa mattina. Anche per le prossime ore continueranno a esserci delle precipitazioni che potranno essere molto intense, anche se in ambiti ristretti. Non solo allagamenti a Treviso, questa mattina un fulmine ha colpito un grosso cedro nel giardino di un'abitazione facendolo letteralmente esplodere. Un tuono fortissimo, mi sembra alle 7:15, un tuono fortissimo, si è caduto l'albero e anche la luce. Ecco come si presentava il grosso cedro ospitato nel giardino della signora Tatiana dopo essere stato colpito da un fulmine durante il temporale che si è abbattuto su Treviso. Siamo in via Ellero, quartiere Santa Maria del Rovere. Sono circa le 6 quando in casa si avverte il rombo del tuono prima che la saetta faccia letteralmente esplodere l'albero con frammenti di legno sbalzati ad alcuni metri di distanza. Pezzettini piccolini erano anche di qua, ecco, anche di là un pezzo, vedete di qua. Fortunatamente l'albero non è caduto sulle abitazioni vicine, mentre il fulmine ha danneggiato anche l'impianto elettrico dell'abitazione rimasta senza corrente. Scoppiato anche il contatore e adesso vediamo, perché bisognerà chiamare l'Enel per cambiare il coso del contatore, è scoppiato. Ha preso fuoco il coso del quadro. I proprietari stanno ora valutando se sia necessario sfoltire gli altri 2 cedri presenti nel giardino per evitare che possano diventare pericolosi in caso di nuovi forti temporali. E dal vice sindaco Manera un invito ai cittadini ad eseguire periodicamente la manutenzione del verde privato. Mi raccomando, fate la manutenzione completa e in caso di dubbi affidatevi a un agronomo forestale. Voltiamo pagina, entro il 2030 una flotta di bus elettrici attraverserà Treviso e Villorba percorrendo corsie preferenziali. Si chiama BRT ed è un sistema di trasporto rapido di massa che si candida a rivoluzionare in appena 5 anni la mobilità pubblica di Treviso e Villorba. I 2 comuni hanno chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un finanziamento di 147 milioni di euro per la realizzazione di 2 linee di autobus elettrici che viaggeranno con partenza ogni 5 minuti lungo 28 chilometri di rete. Più rapidamente delle auto, e questa è la vera svolta, perché transiteranno al 65% su corsie preferenziali. Uno sguardo al futuro importante che mette al centro la sostenibilità, la mobilità, il tema dei parcheggi e anche la viabilità. E quindi siamo davvero entusiasti di aver presentato questo progetto che di fatto diventa anche il brogliaccio per tutte le iniziative che poi da qui all'assegnazione del bando andremo ad attuare, come per esempio il nuovo piano parcheggi. Lo scopo dichiarato è di rendere i mezzi pubblici più rapidi e convenienti dell'auto privata, riducendo sensibilmente il traffico. Si stima ad arrivare ad una diminuzione di ingressi del 25% nel centro storico di Treviso. Una linea collegherà l'aeroporto e la stazione ferroviaria, l'altra la cittadella sanitaria e Villorba. Una hub è sita a 50 metri da un polo scolastico con 3.600 studenti, per poi arrivare al parcheggio vicino al municipio dove è il capolinea di 4 linee che vengono a Treviso. Il sistema dovrebbe essere pronto già nel 2030. Per le corsie preferenziali sarà necessario togliere 100 stalli che saranno comunque spostati e aumentati. I passeggeri trasportati saranno 1.400 l'ora per ciascuna direzione e ciascuna linea, portata che potrà salire a 2.800 se la frequenza di partenza si ridurrà a 3 minuti. Un sistema completamente innovativo, con il conto alla rovescia alle fermate, con l'esatta posizione del mezzo alle fermate, con grande efficienza, grande modernità e tutto all'insegna della sostenibilità, con mezzi completamente elettrici, diminuendo il traffico e naturalmente migliorando la qualità della vita e l'ambiente della città di Treviso. E la rivoluzione annunciata a Casugana della mobilità porterà anche delle importanti novità sul piano della sosta a partire dal Parc Vittoria. Che noi non attendiamo più i tempi del Parco della Vittoria, nel senso che è un progetto che continueremo a coltivare, ma non vogliamo in alcun modo che i trevigiani non abbiano una risposta in tempi rapidi alla sosta. Da qui, unitamente al BRT, anche una nuova progettualità nell'ambito della sosta e dei parcheggi. Concetto già espresso e nuovamente ribadito dall'assessore De Checchi, il progetto del Parc Vittoria non viene stracciato ma al momento accantonato, nonostante Casugana intenda incontrare presto Parcheggi Italia per discutere di tempistiche e progettualità.
Potrebbero anche intervenire degli accordi diversi, sempre nell'ambito di ciò che è stato fatto precedentemente, che mettano in primo piano la necessità di avere in tempi rapidi una risposta ai parcheggi. Naturalmente questo mantenendo le progettualità esistenti. La rivoluzione nell'approccio alla mobilità con il nuovo sistema BRT infatti richiede una riorganizzazione anche della sosta a partire proprio dal Parc Vittoria. Il Parco della Vittoria continuerà a essere importante nelle progettualità della città, con una funzione legata ad ospitare chi arriva in città di Treviso e che ha bisogno di arrivarci con la macchina. Accanto però all'importanza di quel progetto si affiancheranno altri progetti sulla sosta che devono tenere in considerazione del progetto di BRT. Assume dunque un ruolo centrale il parcheggio Cantarane, la cui area limitrofa sarà interessata dalle linee preferenziali del trasporto BRT con l'eliminazione di alcuni stalli. Diventa indispensabile realizzare il Cantarane perché non solo andrà a recuperare gli stalli che eliminiamo in quell'area, ma andrà a realizzarne un centinaio in più. E nella rivoluzione del trasporto BRT tornano in primo piano alcuni progetti legati alla sosta, come il Fast Park in via Foscolo, il parcheggio sopraelevato in via Lancieri di Novara e quello in via Dandolo all'ex Telecom. Le novità annunciate dall'assessore De Checchi hanno riaperto il dibattito con l'opposizione. Marco Zabai del PD scrive in una nota: in un solo pomeriggio la Giunta ha smontato anni di retorica sul Parc Vittoria. Dopo anni persi dietro un progetto fallimentare, dannoso, superato, costosissimo e inutile, ora si torna indietro. Quanto al nuovo sistema di trasporto e BRT non abbiamo pregiudizi, vogliamo però entrare nel merito, capire bene di cosa si tratta. Per questo chiederemo che l'ordine del giorno della Commissione sul trasporto pubblico, già richiesta da me, da Antonella Tocchetto e dagli altri membri di commissione delle opposizioni, venga integrato con questo punto. L'avvio della zona rossa in via Roma a Treviso è un fatto positivo per MOM e per la sicurezza in autostazione. Il presidente Colladon entra nel dibattito sul provvedimento che partirà lunedì. Mancano pochi giorni all'avvio della zona rossa in via Roma. Tra chi ne vorrebbe di più e chi non ne vorrebbe affatto, il dibattito sull'esordio a Treviso del provvedimento che il ministro dell'Interno Piantedosi introdusse nel 2024 a Firenze e Bologna, estendendolo gradualmente a tutta Italia, prosegue. Tra chi lo accoglie come una novità positiva c'è il presidente di MOM, Giacomo Colladon. La zona rossa è sicuramente un fatto positivo per noi perché riguarda via Roma e quindi la nostra autostazione, e quindi è un provvedimento molto importante anche per MOM. Per MOM è anche tempo di un primo bilancio sull'arrivo di un'altra novità, l'autobus a chiamata. I numeri stanno aumentando col passare dei giorni. Il servizio sta andando bene anche a Villorba, dopo le prime criticità anche a Vittorio Veneto, quindi un servizio innovativo a cui noi crediamo fortemente. Come capita con le cose nuove, non sono mancate però alcune difficoltà, in particolare con alcune categorie di passeggeri. Sappiamo che qualche criticità sono soprattutto le persone anziane, ma come società abbiamo messo a disposizione dei tutor, li aiuteranno, li seguiranno dal primo momento in cui vanno a farsi prenotare la corsa, li seguiranno finché saranno autosufficienti. Nessun privilegio. Giancarlo Gentilini riposa in uno dei posti del cimitero riservati alle personalità che si sono particolarmente distinte nella vita cittadina. L'assessore Zampese spegne le polemiche e spiega quali modalità siano state seguite per la sepoltura dell'ex sindaco. Per Giancarlo Gentilini non c'è stata alcuna deroga al regolamento cimiteriale. Ci tiene a smorzare le polemiche l'assessore Sandro Zampese e soprattutto a fare chiarezza a chi possa aver interpretato la decisione del comune come un atto di favoritismo. Perché le ceneri dell'ex sindaco, scomparso meno di un mese fa, riposano in un loculo a San Lazzaro, mentre ci sono decine di defunti provvisoriamente in tombe comuni in attesa di un posto. Non c'è stata alcuna deroga perché sono norme previste dal regolamento comunale cimiteriale, e a Giancarlo Gentilini è stato riconosciuto il merito in qualità di sindaco e vice sindaco della città di essersi messo a servizio dei cittadini di Treviso. Il comune dunque ha semplicemente deciso di utilizzare uno dei pochissimi posti, sono 5 in tutto, riservati a personalità che si siano particolarmente distinte nella vita cittadina. Si tratta per così dire di una quota indisponibile dedicata a questa circostanza, in questo caso riconosciuta dalla Giunta Conte su proposta proprio dell'assessore Zampese. Altro problema invece è quello delle liste d'attesa. Le domande di cremazione sono aumentate dal 30% che erano, adesso sono arrivate al 75 all'80%, e quindi abbiamo
messo delle risorse e metteremo ancora più risorse sempre per questi ossari cimiteriali, per le urne cinerarie. La cronaca con l'omicidio di Castelfranco, perché spuntano 2 testimoni e una telefonata che smonterebbe ulteriormente la tesi dell'agguato. Quella telefonata notte fonda fatta da Tabe Nani all'amico connazionale. Siamo in discoteca Playa Beach Club, puoi venire a prendere me e Badr per tornare a Montebelluna? Avevano chiesto un passaggio per poter tornare a casa i 2 giovani arrestati per l'omicidio di Lorenzo Cristea. Quella chiamata, dice l'avvocato Fabio Targa, legale di Bennani, Rouage invece difeso dall'avvocato Fabio Crea, confermerebbe che Ta e Badr non avevano la minima intenzione di preparare un agguato. Il locale, i 2 nordafricani, lo avevano raggiunto con amici di Badr, ma se ne erano andati via prima. Così erano rimasti a piedi, si erano incamminati in attesa del loro amico che li stava raggiungendo assieme alla fidanzata. L'auto della coppia, arrivata in prossimità del locale, si è trovata in coda alle 3 macchine dei ragazzi coinvolti nella rissa. Hanno visto qualcosa, la lite, ma non sono riusciti a distinguere i 2 amici e forse, anche per paura, si sono allontanati. Si tratta di un tassello che si aggiunge al vocale di un collaboratore della Playa, nel quale si farebbe riferimento ad una chiamata ricevuta dal cellulare di Lorenzo Cristea, la vittima, nel corso della quale annunciava che sarebbe successo un casino. Fra le ipotesi, invece, è che qualcuno del gruppo di italiani avrebbe visto Badr e Ta incamminarsi lungo la strada e avrebbe chiamato il resto del gruppo. Una tesi che sarà chiarita attraverso il controllo che verrà effettuato su tutti i telefonini sequestrati ai ragazzi, sia gli arrestati che 7 indagati, compreso quello della vittima. Il prossimo 28 maggio verrà affidato l'incarico a Nicola Chemello, il consulente della procura, che dovrà esaminare i dispositivi. Oltre alla messaggistica, l'attenzione degli inquirenti è puntata su eventuali chiamate avvenute tra i telefoni del gruppo di italiani. Il 30 maggio prossimo ci sarà il ricorso al riesame contro l'ordinanza che aveva fatto finire in carcere i 2 ragazzi nordafricani. Esprimiamo grande soddisfazione per l'accoglimento della nostra richiesta di sequestro dei cellulari degli altri ragazzi indagati, nella consapevolezza che in essi sono custoditi elementi rilevanti ai fini della nostra difesa. Lo possiamo affermare in considerazione dei numerosi elementi che continuiamo ad acquisire grazie alle indagini difensive che consentiranno di ricostruire correttamente il contesto in cui si è consumato il fatto delittuoso. La dichiarazione dell'avvocato Fabio Crea, legale di uno dei 2 giovani arrestati per l'omicidio di Castelfranco. La perizia psichiatrica sul giovane accusato di omicidio preterintenzionale in concorso di Shinpei Tominaga ha escluso l'incapacità di intendere e di volere, può dunque sostenere il giudizio il 29 maggio via al rito abbreviato. Abdallah Juma era capace di intendere e di volere al momento dei fatti contestati ed è in grado di stare in giudizio. A questa conclusione è giunto il dottor Marco Stefanutti, che ha sottoposto a perizia psichiatrica il giovane, su incarico del giudice per l'udienza preliminare Roberta Paviotti. Allora è emerso che al di là di quelli che sono i disturbi di cui il Jowam soffre fin dall'età infantile e che hanno creato dei fortissimi disagi anche di adattamento, non vi è in termini di parzialità né in termini ovviamente totali una incapacità di intendere e di volere, quindi è stata certificata la sua capacità non solo a partecipare scientemente al procedimento, ma anche una capacità di intendere e di volere rispetto al fatto che gli viene contestato. Joma è accusato dell'omicidio preterintenzionale di Shinpei Tominaga in concorso con Daniele Wedam e Samuele Battistella, quest'ultimo autore materiale del pugno al volto dell'imprenditore giapponese che provocò la caduta e la morte per grave trauma cranico. Oggi si è tenuta l'udienza che ha ammesso Joma al rito abbreviato, scelto anche dagli altri imputati, che era condizionato all'esito della perizia. Il 29 giugno ci sarà la discussione sempre davanti al GUP Roberta Paviotti. Noi a suo tempo avevamo fatto una richiesta molto alta perché si tratta di un imprenditore che aveva redditi importanti per i quali abbiamo cercato di quantificare un danno che si avvicinava al milione, ma questo, ripeto, è un procedimento che si vedrà poi la quantificazione. Oggi siamo qui per stabilire le responsabilità degli imputati e basta, altro non. La parte civile, diciamo così, è in supporto al pubblico ministero, alla pubblica accusa, che ha correttamente, a mio parere, esercitato l'azione penale, la configurazione e qualificazione giuridica del fatto in tema concorsuale.
Presente in aula anche l'avvocato Alberto Tedeschi, che tutela le parti offese, moglie, figlio e fratello di Tominaga, e l'amico Giuseppe Venturini, che intervenne nei momenti concitati dei fatti del buonissimo kebab e fu a sua volta fatto oggetto di aggressione. Femminicidio di Giulia Cecchettin. L'avvocato di Filippo Turetta ha depositato l'appello al Tribunale di Venezia, chiede lo sconto della pena e il riconoscimento delle attenuanti generiche. All'indomani dell'appello presentato dalla Procura di Venezia per il riconoscimento delle aggravati di stalking e crudeltà nei confronti di Filippo Turetta, condannato in primo grado all'ergastolo per aver ucciso Giulia Cecchettin, la difesa ha depositato invece in tribunale a Venezia la richiesta di uno sconto di pena per il 23enne di Torreglia, detenuto nel carcere di Verona. Un atto atteso, quello dell'avvocato Giovanni Caruso, di cui già in passato aveva fatto menzione e che punta a smontare la tesi della premeditazione sostenuta in aula dal pubblico ministero Petroni. Aggravante quest'ultima, che aveva innalzato la pena decisa dalla Corte d'Assise fino ad arrivare alla sentenza d'ergastolo. Al tempo stesso l'avvocato di Turetta chiede nel suo atto il riconoscimento delle attenuanti generiche, come già avvenuto in aula, ma non riconosciute. Alla luce, si legge, dell'efferatezza dell'azione, della risolutezza del gesto compiuto e dagli abietti motivi di arcaica sopraffazione che tale gesto hanno generato. Motivi vili e spregevoli dettati da intolleranza per la libertà di autodeterminazione della giovane donna, di cui l'imputato non accettava l'autonomia delle anche più banali scelte di vita. Non resta dunque che attendere per l'appello. Spetterà al giudice di secondo grado confermare o meno quanto deciso in primo grado sulla premeditazione dell'omicidio di Giulia e sulla crudeltà. Operazione antidroga dei carabinieri a Ferra di Soligo, 15.000 euro in contanti e stupefacente nascosto in casa. In manette un 24enne marocchino. 1 chilo di hashish suddiviso in 5 panetti nascosti all'interno di un materasso ed altri 15 grammi di fumo ben occultato nella custodia degli occhiali. Ed ancora, in casa Ferra di Soligo teneva oltre 22 grammi di cocaina, materiale per confezionare dosi, ma soprattutto denaro, quasi 16.000 euro, somma ritenuto provento dell'attività di spaccio. I carabinieri hanno fatto scattare le manette ad un 24enne di origine marocchina, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è avvenuto in esecuzione di un decreto di perquisizione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica di Treviso a seguito di segnalazioni e di un'attività di osservazione condotta dai militari durante i consueti servizi di controllo del territorio. Terminate le formalità di rito, il giovane è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Bona Treviso su disposizione dell'autorità giudiziaria competente in attesa dell'interrogatorio di garanzia. E noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Eccoci in diretta, in arrivo dal comune di Mogliano, indennizi per i disagi subiti dai commercianti a causa del cantiere per la riqualificazione della nuova piazza. Proprio questa sera ci sarà una delibera nel Consiglio Comunale che darà finanziamento di quasi 100.000 euro proprio a sostegno del commercio per i danni subiti in questo momento. L'amministrazione comunale corre in aiuto dei commercianti del centro di Mogliano per risarcirli dei disagi vissuti a causa del cantiere per la riqualificazione della piazza centrale. Ci auguriamo che possano almeno in parte andare a colmare i mancati guadagni che ci sono stati da parte delle attività che hanno avuto per mesi le transegne a 2 metri dalle vetrine. E proprio in vista della riapertura della rinnovata piazza, che punta ad essere centro di aggregazione per un sano divertimento, il Comune ha intenzione di intensificare i controlli in alcune zone particolarmente calde della città, come quella del Parco del Brolo e del Broletto, vicino Piazza Donatori del Sangue e ancora l'area della stazione e Piazzetta del Teatro. Vogliamo attivare una pattuglia a sostegno di vicinanza e anche come azione sia deterrente ma anche psicologicamente, far vedere la gente, la polizia che cammina dall'apertura della piazza, per cui fino alle 8:30, 9 ore 21, e stiamo attivando attraverso la polizia locale e l'Associazione Nazionale di Carabinieri in Congedo questo deterrente. Nessuna situazione particolarmente pericolosa, ma la presenza di persone o gruppi di ragazzini che creano disturbo davanti alle vetrine dei negozi o il consumo di sostanze stupefacenti portano i commercianti
commercianti che nei giorni scorsi hanno incontrato l'amministrazione a chiedere maggiori controlli. Ci sono un po' più di personaggi che magari arrivano dalle città vicine dove stanno venendo allontanati, siamo alla stazione successiva e quindi vengono scaricati qui e dobbiamo portarci a casa le problematiche. Ieri sera ho avuto una delle prime serate di aperitivo, quindi le sere in cui noi teniamo aperto. Il motivo perché teniamo aperto non è solo appunto l'atto di fatturazione, ma è anche per poter mantenere la piazza abbastanza viva e pulita. Ieri abbiamo avuto un'occasione in cui ho individuato 2 o 3 persone che si stavano scambiando delle cose sotto banco. Io chiaramente, appunto, non essendo un poliziotto, non so cosa fosse, ma sembrava abbastanza palese la cosa. Lei ha parlato e gli ha chiesto di allontanarsi? Sì, e si sono allontanati senza crearmi alcun tipo di problema. Guardando la cosa nell'insieme poi si creano delle situazioni che sono chiaramente scomode e sconvenienti. Intanto la scorsa notte i malviventi hanno nuovamente preso di mira l'autolavaggio self-service lungo la strada che conduce a Casale sul Sile, forzando 2 casse automatiche senza portare via soldi ma causando danni ai dispositivi. Sentenza della Corte Costituzionale riconosce come genitori entrambe le mamme dei bambini nati con procreazione medicalmente assistita. Il caso aveva visto protagonista anche Padova, dove erano stati registrati dei bimbi figli di 2 mamme. I loro certificati di nascita erano stati impugnati dalla procura. Una sentenza storica che rende giustizia alle nostre bambine e ai nostri bambini, ma soprattutto che rende giustizia alle bambine e ai bambini che nasceranno, perché da oggi di fatto in Italia i bambini e le bambine che nasceranno da coppie di 2 mamme potranno essere registrati alla nascita con entrambi i loro genitori e quindi potranno avere piene tutele e pieni diritti. La gioia delle famiglie arcobaleno dopo la sentenza della consulta che definisce incostituzionale il divieto per la madre intenzionale di riconoscere come proprio il figlio nato in Italia da procreazione medicalmente assistita legittimamente praticata all'estero. Valentina Bagnara, portavoce delle famiglie arcobaleno del Veneto, insieme alla moglie Daniela, è stata al centro di questa vicenda. La loro figlia di appena 3 anni è una di quelle bambine registrate all'anagrafe di Padova dal sindaco Sergio Giordani. Al di là delle poche sindache e i pochi sindaci come quello di Padova, Giordani, che ringraziamo infinitamente, hanno fatto finora, tutte le sindache e tutti i sindaci d'Italia potranno fare questo atto di giustizia e di realtà, perché di fatto riconoscere i bambini e le bambine con entrambe le loro madri non fa altro che riconoscere da parte della legge quella che è la realtà della loro vita e delle loro famiglie. Secondo la consulta, il mancato riconoscimento fin dalla nascita dello stato di figlio di entrambi i genitori lede il diritto all'identità personale del minore e pregiudica l'effettività del suo diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori e il diritto di mantenere con loro un rapporto equilibrato e continuativo. La genitorialità è un progetto che si costruisce nel tempo e che investe tutte le nostre vite e da questo punto di vista non riconoscere una delle 2 persone che ha dato luogo a quel progetto, che ha costruito quel progetto, lede enormemente la vita e l'identità dei bambini e delle bambine che da quel progetto nascono. Da 2 anni a questa parte tante altre coppie di mamme come Valentina e Daniele hanno vissuto la paura e la preoccupazione di veder cancellato il cognome della mamma intenzionale dal certificato di nascita dei figli e le figlie nate attraverso un percorso di procreazione medicalmente assistita, un percorso affrontato, come ricorda Valentina, da entrambe le mamme, biologica e intenzionale. Avrà anche 2 mamme risolute e molto decise nel continuare la lotta di tutte le altre famiglie arcobaleno d'Italia. La politica centrodestra continua la guerra sotterranea in vista delle regionali. A Roma Massimiliano Fedriga incontra Giorgia Meloni. A Venezia Zaia torna sul 3° mandato. Ma i tempi tecnici ci sono sempre, perché comunque è un articolo di modifica di legge che lo si fa in tempo reale, ma ripeto, non sto seguendo la vicenda, dovete parlarne con chi la sta seguendo, grazie. È una risposta solo all'apparenza precipitosa quella che Luca Zaia dà ai cronisti a margine di un taglio del nastro all'ospedale dell'Angelo. Insomma, fa intendere Zaia, se ci fosse la volontà politica, lo stop al 3° mandato potrebbe essere rivisto sia per le realtà autonome
suo nome dopo l'impugnativa da parte del governo della legge trentina, sia per quelle ordinarie su cui si è già espressa la Corte Costituzionale, e questo in tempo utile, prima cioè dell'indizione dei comizi elettorali per l'autunno. Speranza, constatazione o guanto della sfida non è dato sapere. Di certo tra i leghisti non è passata inosservata l'intervista rilasciata alla Stampa dal ministro meloniano Francesco Lollobrigida, che proprio sul terzo mandato ha aperto al confronto. Io del terzo mandato non ne parlo più, non ne ho la più pallida idea di cosa accadrà. Penso che sia fondamentale lavorare pancia a terra e comunque fare in modo che non si sprechi neanche un secondo di questa amministrazione per parlare di politica, è cosa che ho sempre fatto. Se fossi stato ammagliato dalla politica mi sarei candidato europeo e non sarei qui oggi. Nel frattempo a Roma il collega Massimiliano Fedriga, che premente di non aver parlato di terzo mandato, ha incontrato Giorgia Meloni. Sullo sfondo la crisi di maggioranza in Friuli Venezia Giulia, si va verso la ricucitura. Adesso convocherò, penso nelle prossime ore, una rimaggioranza per addivenire una soluzione che possa andare in questa direzione. Per il resto Fedriga, da presidente della Consulta delle Regioni, dice di aver portato a casa un accordo sul decreto liste d'attesa. I commissari governativi dovranno avere poteri sostitutivi chiari e normati, ma è fin troppo evidente che ogni mossa ormai sia da leggersi in chiave elettorale. Già lunedì infatti dovrebbe riunirsi il primo tavolo del centrodestra per affrontare il nodo regionali. Per il Veneto si prevede un primo muro contro muro. Nessuno sembra disposto a rinunciare a un proprio candidato presidente, né Lega né Fratelli d'Italia né Forza Italia, che ha già fatto il nome di Flavio Tosi. Tra i meloniani l'asso della Premier sarebbe il senatore veneziano Raffaele Speranzon, ma il diretto interessato si trincera dietro un granitico no comment. Per tutti è ancora il momento di annusare gli avversari in un mix di cautela e una paura maledetta di bruciarsi. Saranno 2 le candidate sindaco a Borso del Grappa, comune commissariato dallo scorso novembre. Borso del Grappa, poco meno di 6.000 abitanti, è l'unico comune trevigiano interessato dalla tornata elettorale del 25 e 26 maggio. In municipio da fine novembre c'è il commissario prefettizio Alessandro Sallusto, dopo le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali che erano stati eletti a giugno 2022. Pochi giorni prima se ne erano andati dalla giunta di Flavio Dall'Agnol 3 assessori. Al centro della spaccatura ci sarebbe stata una mancata collegialità nelle decisioni amministrative, in particolare sulla nuova scuola primaria di Semonzo e sugli autovelox presenti lungo la provinciale 26. La corsa per guidare il comune sarà a 2 e tutta al femminile, con 2 candidate al ruolo di sindaco che già dal 2017 hanno maturato esperienza amministrativa. La lista numero 1 è quella di Fiorella Ravagnolo, già vice sindaca dal 2017 al 2021, dimissionaria pochi mesi prima della scadenza. Nel programma col simbolo Borso con Fiorella spiccano il potenziamento della polizia locale, dell'illuminazione pubblica, la maggiore trasparenza dell'attività amministrativa, la sistemazione di Piazza Marconi, la ristrutturazione della scuola di Semonzo e la valorizzazione di Villa Lunardi, la gestione degli impianti sportivi, l'asilo nido di Sant'Eulalia, il potenziamento dei servizi culturali e turistici. La lista 2, sostenuta da Lega Nord, Fratelli d'Italia e Civici per Borso, candida Lisa Celotto, negli ultimi 8 anni consigliera di minoranza. Nel programma intitolato Libertà e Partecipazione si punta a far diventare casa delle associazioni l'ex scuola di Semonzo, a sostenere lo sport e far rivivere i giochi della gioventù, a valorizzare il territorio montano e i prodotti locali, a trovare una nuova sede per la biblioteca comunale, a potenziare la videosorveglianza e l'ufficio urbanistica, ad avvicinare i giovani al mondo del lavoro e a completare lo studio del territorio. Si vota domenica 25 dalle 7 alle 23, lunedì 26 dalle 7 alle 15. Festa a Zenson di Piave per i 100 anni di Giovanna Campaner, per tutti Elide, un traguardo a cui è arrivata, dicono di lei, i suoi familiari, con una memoria lucida, attenta e critica. Solo quando si parla del periodo in cui faceva la staffetta partigiana si emoziona e non ama ricordare. A festeggiarla nipoti e pronipoti giunti anche da Asti, Milano e Verona. Durante la festa lo spettacolo è interpretato da una pronipote insieme ad un collega attore della compagnia del celebre regista César Brie e un momento canoro interpretato dal pronipote, il tenore Mario Chiarini di Verona. E siamo ora alle notizie da Belluno e provincia. È polemica il giorno dopo l'annuncio dell'intitolazione di una via alla memoria del cavalier Leonardo Del Vecchio, patrona di Luxottica, morto quasi 3 anni fa.
Lo stradario del comune di Agordo presto potrebbe avere una nuova via intitolata alla memoria del cavalier Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica e figura simbolo dell'industria italiana. Via Valcozzena, la strada che conduce allo storico stabilimento, oggi cuore produttivo di Essilor Luxottica, sarà presto dedicata all'imprenditore scomparso quasi 3 anni fa, il 27 giugno 2022. Ma la notizia, appresa probabilmente da canali non ufficiali, ha mandato su tutte le furie il figlio di Del Vecchio, Claudio. Un insulto da parte del comune a mio padre e alla mia famiglia, ha scritto in un commento pubblico su una pagina social di Radio Più nel giorno in cui a Milano l'Università Bocconi ha dedicato un edificio del suo campus all'imprenditore, celebrandone il lascito umano e filantropico nel 90° anniversario della sua nascita. Scrive ancora Claudio Del Vecchio: l'unica maniera di riconoscere l'importanza che la sua figura ha avuto per Agordo e la Vallata era di dedicargli la piazza. La scelta, si apprende sempre dal commento pubblico, è stata fatta senza coinvolgere i familiari e mi dispiace, prosegue il figlio di Del Vecchio, che i dirigenti di Luxottica abbiano apprezzato la decisione del comune senza domandare alla famiglia la nostra opinione. La strada a Valcozzena, la via dove 60 anni fa iniziava la storia di un'azienda che ha cambiato il volto dell'occhialeria mondiale, se vogliono la possono chiamare via Luxottica, la chiosa amara di Claudio Del Vecchio. Dovevano essere risolutive e invece hanno contribuito a gettare ancora più benzina sul fuoco. Le dichiarazioni del sindaco di Belluno sui retroscena rivelati dall'imprenditore Ivano Viel circa l'operazione Algerini in Nevegal. Oggi le repliche della minoranza consigliare. Hanno replicato punto su punto alle dichiarazioni del sindaco rilasciate sulla vicenda Nevegal e la cordata italo-algerina, opposizione pronta a dar battaglia sul retroscena sconosciuto e negato ai consiglieri nonostante una trentina di interrogazioni fra il 2023 e il 2024. La novità di oggi è però la lettera del 28 agosto 2023 inviata dalla prefettura di Belluno al sindaco De Pellegrin, primo esito degli accertamenti richiesti sui soci stranieri interessati ad investire in Nevegal. La richiesta non si sa quale sia stata, non si sa per quali persone, non si sa per quali tipi di informazioni. Il prefetto risponde in riferimento alla nota eccetera eccetera. Dai suddetti accertamenti è risultato che a carico degli imprenditori algerini non è emerso nulla di rilevante ai fini investigativi. Accertamenti che, pare di capire, abbiano riguardato temi legati al terrorismo più che ad altro. Non crediamo sui fondi a questo punto, poiché abbiamo scoperto anche noi dalle rivelazioni fatte su Facebook che questi fondi avevano una provenienza, diciamo, perlomeno dubbia. E infatti dalla lettera della prefettura si apprende che i riscontri arrivarono dalla questura con il supporto degli uffici centrali del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Nessuna verifica sui fondi internazionali di investimento che già in passato si interessarono al Nevegal. Ma il comune, ha spiegato l'ex sindaco Massaro, avrebbe dovuto garantire come contropartita un utile netto del 5% annuo o accettare speculazioni edilizie. Avevamo declinato gentilmente dicendo grazie, non ci interessa. Il sindaco è sempre il garante delle operazioni che vengono svolte, è garante delle operazioni che svolgono i propri assessori, ma soprattutto è la persona che dovrebbe maggiormente avere un approccio non superficiale, approfondito, attento, prudente, perché tutto ciò di cui si parla, tutto il patrimonio che si va a toccare e la credibilità che si va a toccare non è quella propria, ma è quella di una città e di una comunità. Da Belluno di Più con Gian Giacomo Nicolini è arrivata la stoccata sulla natura dell'operazione. Questa amministrazione, quando gli fa comodo, il privato viene messo di lato, vengono fatte con i privati sistemazioni di fontane meravigliose, di parchi inclusivi meravigliosi assolutamente, e allora lì il privato passa in secondo piano perché è merito loro. Però in questa occasione qua invece era privato e quindi ci chiediamo come mai allora c'è questa denuncia. Ricordiamo che col privato in realtà c'era un assessore presente quando è stata costituita questa società privata. E certo non sono passate in secondo piano le pesanti rivelazioni dell'unico socio italiano della cordata, Ivano Viel. Ha parlato esplicitamente di fondi che potevano essere oggetto di riciclaggio, di lavatrici che potevano essere utilizzate in questa operazione, e sapete cosa intendo quando parlo di lavatrici, per cui sicuramente penso che una certa attenzione vada posta su quello che è emerso. Per il resto, per me resta una vicenda surreale, pazzesca, che denota una trascuratezza, una superficialità da parte dell'amministrazione molto preoccupante, credo anche lesiva dell'immagine della città.
Procedono a ritmo serrato i lavori di consolidamento dell'alveo del Rio Valbona a monte della cascata in comune di Rocca Pietore. Stamattina sopralluogo dell'assessore Bottaccini ai lavori che stanno eseguendo i servizi forestali regionali e per i quali sono stati messi a disposizione 3 milioni di euro. Complessivamente si prevede la realizzazione di 6 soglie lungo l'asta principale del Rio Valbona e di 3 soglie lungo l'affluente in sinistra, opere a basso impatto visivo ed ambientale destinate a mitigare il rischio idraulico con la messa in sicurezza della strada principale e dell'abitato di Sottoguda. Condizioni meteo e imprevisti permettendo, l'intervento in Valbona sarà completato entro l'inizio estate 2026. E con questa notizia chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Io vi lascio ora alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e buona serata.